Una brioche tirapino estrae un coltello ma il barista lo blocca. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, edizione di martedì 17 febbraio 2026, notizie che troviamo sul Gazzettino. Improvvisa aggressione ieri alle 7:15 al Piccinino, dove un uomo ha minacciato il titolare con l'arma. Dopo essere stato disarmato, l'individuo si è diretto verso la stazione e la telecamera ha registrato tutto. Dammi una brioche, un cappuccino, se no tirapino. Al momento Cristian Gottardo, 51 anni, di Padova, esattamente da un anno titolare del bar Piccinine di via Tasso a Belluno, ha pensato a uno scherzo di carnevale un po' fuori orario, molto fuori contesto, però ha preparato il cappuccino e ha messo la brioche sul piattino. L'uomo, un quarantenne con un giubbotto blu, pantaloni di una tuta grigia e un foulard sul viso a coprire bocca e naso, ha iniziato a consumare nel bar. A quell'ora non c'era nessuno, erano le 7:15. Poi ha fatto un passo di lato fino a raggiungere il varco nel bancone, quasi a voler entrare nella parte vicino alla cassa, infilandosi una mano in una tasca interna del giubbotto e tirando fuori una specie di coltello di una ventina di centimetri a forma di crocifisso, con la parte della croce a fare da manico e quella inferiore da lama. Cristian Gottardo ci ha messo un secondo a reagire, attingendo anche ai suoi 17 anni di jiu-jitsu, lo ha steso a terra incurante di quella lama. A quel punto Cristian è uscito dal bar chiamando al 113, intanto l'uomo all'interno si era alzato raggiungendo lo stipite della porta d'ingresso automatica e iniziando ad armeggiare sulla chiavetta che gestisce la chiusura dall'interno come se volesse asserragliarsi dentro, ricorda Gottardo, solo che aveva sbagliato posizione della chiavetta, consentendo di fatto la riapertura della porta a mano dall'esterno. A quel punto è uscito, ha svolto per via Caffi e si è allontanato a passo svelto verso la stazione. Troppo tardi, polizia e carabinieri sono arrivati 20 minuti dopo la mia chiamata, sono andati anche in stazione, ma ormai del tizio non c'era più traccia. Era la prima volta che i due si incrociavano, non lo avevo mai visto prima. Quando l'uomo è entrato nel locale aperto da pochi minuti, Cristian Gottardo si trovava nella parte semi-interrata del bar, dove si trovano i servizi e un piccolo ambiente dove taglia gli affettati e prepara i cibi da servire al banco. Quando sono risalito me lo sono trovato davanti e ho avuto subito la sensazione che non fosse perfettamente a bolla, poi quest'ultimatum bislacco, brioche o rapina, che ha tolto gli ultimi dubbi. Cristian ha eseguito e forse sarebbe finita così se non fosse comparso quel coltello a forma di crocefisso. Nel cassetto interno del bancone c'erano 2.000 euro. L'incasso degli ultimi giorni li avrei portati in banca oggi, ieri, per chi ci legge. Difficile sapere se il mancato rapinatore, fosse al corrente della presenza dell'importo a pochi centimetri dal punto in cui aveva contratto il coltello crocifisso. L'articolo è a firma di Giovanni Longhi e vediamo in questo scatto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, i momenti in cui è entrato questo personaggio che ha minacciato il barista, rapina in cambio di brioche e cappuccino. Ma passiamo alla prima pagina del Gazzettino di Belluno, leggendo tutti i richiami che troverete nell'edizione di oggi. Ovviamente in primo piano la notizia letta poc'anzi, ma ancora così Fede, la tigre ha domato la pista Olimpia. L'olimpionica racconta la storia del suo rapporto col tracciato delle Tofane. Le Olimpiadi sono entrate nell'ultima settimana e stanno guadagnando sempre più consensi anche grazie all'effetto Brignone, autentica regina dell'ultimo weekend. Il pubblico davanti alla TV ha infatti raggiunto vette di share inusuali domenica, fino a sfiorare il 31% nella seconda manche che ha consegnato l'oro alla Brignone. Ieri Federica ha ricostruito la storia del suo rapporto con Cortina e la pista Olimpia, un feeling finalmente scattato dopo anni complessi e non sempre facili. E adesso tocca alle gare di bob scaldare gli animi su quella pista Eugenio Monti, riqualificata e tanto discussa, che ha già regalato successi importanti ai colori azzurri nello slittino. Ieri sera la statunitense Elana Myers-Taylor ha vinto l'oro nella gara di monobob femminile, strappandolo alla tedesca Laura Noelte, regina della specialità. Una sorpresa clamorosa, oggi il bob ha 2 maschili in una settimana intensa che si chiuderà solo domenica a ridosso della cerimonia di chiusura. L'approfondimento di Dibona a pagina 2. Sci di fondo ufficiale, team sprint con Pellegrino e Barpe, fra le donne c'è la De Martin. Dopo il bronzo conquistato domenica nella staffetta a squadre, Elia Barpa non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il fondista bellunese torna domani per la team sprint maschile in coppia con Federico Pellegrino. E in campo femminile ci sarà Iris De Martin. L'approfondimento di Dauru lo troverete a pagina 3.
Elezioni, parliamo delle elezioni provinciali. Da San Gregorio alla provincia in lizza c'è Vieceli, non c'è il 2 senza il 3 e quindi dopo le candidature quasi certe di Roberto Padrin e Cristian Roldo, ecco spuntare anche Nicola Vieceli che per le prossime presidenziali in provincia. Il sindaco di San Gregorio nelle Alpi è il nome espresso dal centro-sinistra che aveva detto di voler essere della partita e conferma così la propria corsa. Se si profila una corsa a 3 non sarà però facile per i candidati raccogliere le 100 firme a testa necessarie. L'approfondimento a pagina 7. Feltre, linea dura della Hydro, pronte nuove mobilitazioni. La Hydro non fornisce tempistiche certe sulla rimessa in funzione dello stabilimento di Feltre e chiude tutte le porte ad una possibile integrazione della cassa integrazione straordinaria. Una chiusura su tutti i fronti, quella emersa ieri nel corso di un incontro tra la proprietà e le organizzazioni sindacali. Le conseguenze? Nuove mobilitazioni e riattivazione del presidio davanti ai cancelli della fabbrica già da questa settimana. L'articolo di Scarton a pagina 8. Fatto di cronaca, investì uccise Palminteri, condannato a 8 mesi. Investì Dario Palminteri, fondatore del rugby Feltre, sulle strisce pedonali. Il 96enne morì un mese dopo per le ferite riportate, ha risarcito gli eredi ed è stato condannato al minimo della pena in sede penale, 8 mesi per omicidio stradale. Per l'81enne di Feltre, G.V, queste le sue iniziali, difeso da Elisa Collostide per aver investito Palminteri. Gli sono state riconosciute tutte le attenuanti del caso. Palminteri è un uomo noto a Feltre, pioniere dell'odontoiatria e grande appassionato di rugby. La sua morte gettò molti feltrini nello sconforto. L'articolo a pagina 9. Notizia che ci porta nel capoluogo. Oscar De Pellegrin torna a palazzo 3 mesi dopo l'operazione. Non vedo l'ora. Parliamo ovviamente del Primo Cittadino, l'articolo di Federica Fant a pagina 6. E sempre a pagina 6 un altro articolo a firma di Fant, Protezione Civile, un nuovo piano per far fronte alle calamità. Calcio, manca l'effetto Zugnitauro a Feltre, la Dolomiti zoppica. Giocare in casa non conviene alla Dolomiti. Da quando è tornata nel suo stadio ha raccolto appena 3 punti sui 12 a disposizione. L'articolo di Lazzarin a pagina 13. Dal Gazzettino di Belluno passiamo adesso al Corriere delle Alpi, notizie in primo piano che ci porta al Vajont. Onda di proteste fa discutere la richiesta di sfruttamento dell'acqua, caute aperture se la struttura portasse fondi alle casse pubbliche, ma deciderà la gente. Reazioni prevalentemente contrarie all'idea di un impianto idroelettrico, con qualche eccezione. Dal sindaco langoronese Padrin e dell'associazione Vajont il futuro della memoria un no deciso. Per noi è un luogo sacro, ci batteremo contro lo sfruttamento da parte dei privati. Potremmo pensarci solo se l'impianto fosse pubblico, ma l'ultima parola spetterebbe alla popolazione. Da Erto il sì del sindaco Carrara, mentre lo storico Rebe Sciac taglia corto, è rimasto uno sputacchio. L'approfondimento di Dalmas e Corrà da pagina 2 a pagina 3. L'avvertenza a Feltre, operai Hydro, il lungo stop senza aggiunte alla cassa, l'articolo di Dalmassa, pagina 21. L'idea del vescovo, altro richiamo dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, un economo per alleggerire i compiti dei parroci, l'articolo a pagina 19. E la foto di copertina è dedicata appunto al ritorno a Palazzo Rosso del primo cittadino del comune di Belluno, Oscar De Pellegrini. Il primo cittadino, dopo le 2 operazioni, mi hanno ricostruito la colonna vertebrale. Il ritorno di De Pellegrin, sono un sindaco bionico. Il sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin, mostra la radiografia della sua schiena dopo l'intervento. L'articolo di Corrà a pagina 16. Nelle cronache, Feltre investì e uccise un pedone, condannato a 8 mesi, richiamo che abbiamo trovato anche sulla prima pagina del Gazzettino di Belluno. E ancora Cresta su ticket e ski pass, l'indagato si difende: non ho preso quei soldi. Il bigliettaio respinge l'accusa. L'indagato cadorino per l'ipotesi di reato di appropriazione indebita aggravata dal rapporto professionale con la Averao SRL esclude di aver intascato illegalmente una cifra stimata sui 25.000 euro. L'articolo a pagina 26. Notizia di richiamo che ci porta in Comelico. Al Fisiovan dell'USL numero 1 la riabilitazione si fa a domicilio. La ricetta è semplice: portare i servizi sanitari nelle aree montane più marginali dove gli utenti hanno le maggiori difficoltà logistiche e organizzative per raggiungere le sedi ospedaliere tradizionali. È la motivazione alla base della scelta dell'USL Dolomiti, che ieri mattina a Santo Stefano di Cadore ha presentato il Fisiovan, progetto sperimentale di riabilitazione mobile per le terre alte. L'articolo di Olivotto a pagina 27.
Cortina, Olimpiadi, Brignone, non mi ritiro, Super Tabanelli è bronzo nel freestyle big air. Cortina ha vinto la sfida, i giochi hanno conquistato gli ampezzani. Cortina si guarda e si piace dopo le perplessità, dopo le polemiche, dopo la fatica di 2 anni trascorsi in un cantiere continuo. Cortina indossa l'abito olimpico e si scopre soddisfatta, vestita di festa. Stanno pure arrivando gli italiani, si illumina Laura De Mario, commessa allo store di San Barti in Corso Italia, lì dove i maglioni griffati Cortina vengono venduti a non meno di 180-200 euro per un girocollo con stampato il nome della regina delle Dolomiti. L'articolo di Berlinghieri da pagina 38 con altri servizi a pagina 32 e a pagina 43. Il caso, reintegrato l'autista che fece scendere dal bus un bambino, procedimento disciplinare chiuso. Il 61enne conducente della linea che a fine gennaio ha lasciato a piedi un ragazzino di 11 anni è stato reintegrato. All'articolo di Sosso a pagina 37. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.